Buonasera a tutti, ben ritrovati. Veneto, la famiglia è di casa, penultima puntata. Oggi vogliamo parlare di famiglie magari in difficoltà. Per questo vogliamo presentarvi i centri per la famiglia che sono stati istituiti nel territorio regionale. Lo facciamo con l'assessore Stefano Valdegabbi, assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, e la dottoressa Anna Fiore, responsabile dell'ufficio promozione persone e famiglia della Regione Veneto. Intanto grazie di essere con noi. Ricordo la mail della trasmissione, il blog dove seguirci e anche il numero di telefono che vedete in sovraimpressione. Entriamo nel vivo di quello che è l'argomento di oggi, centri per la famiglia. Chiedo subito alla dottoressa Fiore che cosa sono. Allora, si parte dal riconoscimento della centralità della famiglia, quindi la famiglia al centro delle relazioni familiari, delle relazioni sociali, della comunità. Il centro per la famiglia vuole essere un luogo dove nella stessa sede vengono offerti diversi servizi che tendono all'informazione, alla formazione e al sostegno della famiglia stessa, e quindi interventi che non sono di tipo assistenzialistico ma che sono promozionali rispetto allo sviluppo delle risorse e delle potenzialità della famiglia stessa. Quindi interventi che accompagnano la famiglia durante tutto il ciclo di vita e che fanno un po' i conti anche con l'esigenza della famiglia di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Ecco, questo in sintesi diciamo. In Veneto quanti ce ne sono e se ci sono altre esperienze simili in Italia? Allora, in Veneto abbiamo finanziato 27 realtà, prima 7 dopo 20 con 2 provvedimenti diversi. Sono dei progetti sperimentali naturalmente che saranno oggetto di verifica, di monitoraggio, e quindi nel caso in cui la prassi è una buona prassi potrà essere poi diffusa in tutta la regione del Veneto. Intanto abbiamo questi primi 27 centri per la famiglia. Esperienze simili si trovano in altre regioni d'Italia, ma hanno naturalmente un'organizzazione e una natura giuridica anche diversa e una strutturazione diversa. Si trovano in Emilia-Romagna, si trovano in Lazio, in Lombardia, però ecco, a livello organizzativo e strutturale sono naturalmente diversi da quelli che noi abbiamo voluto promuovere. Ecco, Assessore, a questo proposito, che cosa sta alla base di questo sostegno alla famiglia? Cosa ha lanciato l'assessorato? Alla base di tutto sta la convinzione della centralità che ha il tema famiglia oggigiorno. In una società che ha bisogno di recuperare il senso della comunità, di questa microcomunità, che è la famiglia, che ha un grande valore sociale e potrei dire anche un grande valore economico, in un momento in cui il sistema del welfare sta entrando sempre più in crisi, in difficoltà. Credo che la famiglia deve recuperare il proprio ruolo naturale e quindi deve diventare un soggetto non solo che fa da comparsa nella rete dei servizi, che fa da destinatario di provvidenze, di aiuti, di sostegni e di azioni delle istituzioni pubbliche, ma un soggetto invece che sia coprotagonista delle politiche sociali, delle politiche pubbliche. E credo che quindi creare i centri per la famiglia significa creare dei punti di riferimento che non sono solo punti informativi, ma sono punti informativi, formativi, che erano servizi che animano, che cercano di stimolare le famiglie, ma anche le istituzioni, il mondo dell'economia, il mondo delle relazioni, a questa centralità che deve rappresentare nella società del futuro la famiglia. Allora, prima di continuare i nostri discorsi, andiamo a vedere uno di questi centri per la famiglia. Andiamo nel Veronese, nello specifico a Cerea. Per noi c'è stato Gianfranco Tommasi. Il Faro, comunità educativa per minori, la Bussola, consultorio familiare, l'Ancora, comunità mamma-bambino, e la Vela, centro diurno, sono le 4 sezioni del centro per la famiglia di Cerea denominato La Rete. Uno dei 7 centri del Veneto rispondenti alle indicazioni dettate dalla Regione, assessorato alle politiche sociali, a sostegno dei valori della famiglia e della sua centralità. La Rete è una istituzione nata per prevenire il disagio della famiglia e dei figli in un territorio, il Basso Veronese, ricco economicamente ma che soffre della comune crisi di valori della nostra epoca, e fa parte di un progetto realizzato e gestito dalla Congregazione delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.
è una realtà abbastanza complessa. Ci sono dentro 4 realtà: la comunità minori, ragazze dai 13 ai 18 anni, adolescenti femmine; la comunità mamma bambino L'Ancora, che accoglie donne in situazioni di disagio; la comunità del diurno, che accoglie bambini delle elementari e delle medie che hanno difficoltà scolastiche, che hanno difficoltà familiari, per cui noi li prendiamo subito dopo la scuola, diamo il pranzo e poi li accompagniamo durante lo studio e nelle attività ludiche. E poi abbiamo un po' il consultorio, che è un po' il cuore del centro, dove cerchiamo di rispondere a quelli che sono le attese e le difficoltà della famiglia di oggi. L'iniziativa tutta privata delle piccole suore della Sacra Famiglia copre una emergenza sociale che le istituzioni non sono in grado di gestire, pur sostenendola, e offre alle coppie servizi diversi con un preciso obiettivo, dando significato determinante al principio della responsabilità e del valore del perdono per il bene di tutti i soggetti della famiglia. Allora, i principi ispiratori chiaramente sono i principi cristiani e soprattutto noi cerchiamo appunto di favorire l'unità della famiglia, anche sostenute proprio e ispirate da quello che il nostro fondatore voleva, perché fin dall'inizio il padre fondatore ha sempre cercato di convogliare la sua attività per la famiglia. Nel 2000 abbiamo fatto il capitolo generale e lì abbiamo scelto proprio di fare questo servizio a favore della famiglia. La rete offre anche un servizio per la formazione della famiglia, la preparazione dei giovani alla famiglia. Sì, questo con i corsi fidanzati noi lo facciamo. Quest'anno abbiamo fatto uno, abbiamo terminato a dicembre e ci hanno chiesto proprio di continuare ad accompagnarli fino al matrimonio e anche dopo il matrimonio, perché sentono proprio questa esigenza di essere accompagnati nella loro vita di coppia. Il Centro per la Famiglia La Rete di Cerea risponde alle più moderne esigenze di ricettività per ragazze madri in difficoltà o vittime del disagio familiare con un settore di particolare responsabilità, l'Ancora, comunità mamma-bambino. In questo ambito rivestono un ruolo particolarmente delicato le educatrici. Il mio ruolo principale in questa realtà è appunto prendermi cura delle mamme che sono ospiti presso il nostro centro e dei loro bambini. E nello specifico diciamo che mi occupo di osservare soprattutto la relazione madre-bambino, in modo che la mamma, una volta comunque uscita dalla comunità, possa essere in grado comunque di essere autonoma, prendersi cura dei bisogni primari del proprio bambino, sia dell'accudimento e anche appunto dal punto di vista educativo. Ma oltre alla relazione mamma-bambino noi ci occupiamo anche di fare dei progetti proprio mirati per le mamme e adesso stiamo facendo il progetto di condivisione emozioni e pensieri. È un laboratorio in cui praticamente con le mamme prendiamo in esame vari tipi di emozioni, la sorpresa, la gioia, il dolore, e cerchiamo di aiutarle a essere più consapevoli di quello che comunque provano e sentono, creando anche dei ponti con il passato. Infatti si cerca di recuperare ricordi della propria infanzia in cui si sono provati determinati tipi di emozioni. Anche lo psicologo nella comunità mamma-bambino ha un ruolo fondamentale. Ma quali sono i problemi più delicati che in questo ambito devono essere affrontati e risolti? Spesso infatti ci accorgiamo che le famiglie che chiedono aiuto, oppure anche le mamme che accogliamo poi come ospiti qua all'interno della struttura, hanno alle loro spalle dei modelli genitoriali, modelli familiari purtroppo negativi molto spesso, e qui cerchiamo di creare un ambiente sereno, il più possibile vicino a quello che è un ambiente familiare armonioso, e quindi cerchiamo anche di far capire che si può ridare vita a un clima familiare positivo anche se si arriva da situazioni spesso purtroppo non buone, non belle.
Abbiamo sentito che ci sono tante attività, tante proposte per la famiglia in questi centri. Devono avere proprio queste caratteristiche i centri in oggetto? Ecco, i progetti che sono stati presentati dovevano rispondere a dei precisi indicatori rispetto ad obiettivi, ad attività, ad indicazioni trasversali a tutte quante le attività. E quindi sono stati poi premiati i progetti che più rispondevano a queste indicazioni regionali. Di quali attività stiamo parlando? Sì, le attività sono appunto, alcune delle attività sono state presentate appunto dal servizio che è stato proposto, però all'interno del centro per la famiglia c'è anche lo sportello informativo per le famiglie rispetto a tutte le risorse, i servizi e alle opportunità presenti nel territorio a favore delle famiglie. Ci possono essere delle attività informative, formative di supporto, no? Per tutta quanta la famiglia, e quindi possono essere organizzati degli incontri, dei seminari, dei gruppi con dei gruppi di lavoro appunto con esperti in ambiti specifici, per esempio sull'educazione dei figli, sul rapporto, no, genitori, figli adolescenti, sul percorso 0-3 anni, quindi su varie tematiche. Però ci possono essere anche dei gruppi di autoaiuto e di mutuo aiuto e di empowerment delle famiglie stesse. All'interno ci sono anche dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, quindi 0-3 anni, e per l'infanzia tipo scuole materne. Ci sono degli spazi ludico, ricreativi ed educativi per minori, tipo dopo scuola, spazio giochi, eccetera. Può essere offerto un servizio di babysitting finché le famiglie partecipano alle varie attività del centro stesso, e ci può essere, come abbiamo visto nel servizio prima, delle comunità, delle attività di accoglienza semi-residenziale oppure residenziale per le mamme in difficoltà con bambini, tipo la comunità mamma-bambino. Ecco questo. Questo in sintesi. Assessore, lei ha visitato altri centri oltre a quello di Cerea, ne ha visti qualche altro? Questo era un centro che era già costituito, che si sta rafforzando anche grazie, credo, all'intervento regionale, e verso il quale va anche i nostri complimenti, felicitazioni, in quanto è un bel esempio di come deve essere un centro famiglia. E le progettualità che si sono presentate hanno partecipato ben 79 soggetti al bando, ne abbiamo selezionati, intanto finanziati 27, e molti dei quali sono centri che devono ancora essere realizzati, sono progettualità che hanno presentato. E io credo che quello che noi ci siamo posti come obiettivo è appunto quello di far sì che in ogni angolo della nostra regione ci siano questi centri, perché abbiamo bisogno veramente di rivedere il concetto di famiglia. Troppo spesso è rimasta la famiglia una comparsa nella nostra vita, un qualcosa rilegato alla sfera puramente privata. Noi come istituzioni pubbliche, la regione in primo luogo, i comuni, vogliamo invece far sì che la famiglia sia copartecipe alle politiche per lo sviluppo e per il sociale. Perfetto, allora finiamo di vedere, perché quello che avete visto prima diceva solo una piccola parte dei servizi offerti, allora finiamo di vedere che cosa propone il Centro per la Famiglia di Cerea. All'interno della rete la sezione Il Faro, comunità educativa per minori, si prende in carico i ragazzi dai 6 ai 18 anni, vittime dei mali che affliggono la famiglia. Questo delicato compito è affidato a Suor Maria Maroldo e all'educatrice Laura De Zuani. Com'è il suo rapporto con queste giovani ragazze? Sì, direi che è buono, un po', forse all'inizio c'è sempre un po' da ricalibrarlo, perché la suora ha sempre un po' quella valenza di carabiniere quasi, invece poi pian piano, man mano che ci si conosce, si capisce che davvero si può instaurare un bel rapporto anche di fiducia, anche affettivo, che diventa anche profondo, perché i vissuti sono importanti, sono condivisi, quindi c'è una relazione anche bella e importante. Oggi è difficile curare i rapporti con i ragazzi, gli adolescenti. Lei come ci riesce? Intanto la base di studi che ho fatto, come le mie colleghe, ci permette di avere delle tecniche che ci aiutano appunto a rapportarci in maniera
più o meno adeguata con i ragazzi. Poi le ragazze che abbiamo qui sono adolescenti in difficoltà, quindi oltre all'età c'è anche il lato che riguarda i problemi che hanno, il loro vissuto, il loro passato, e quindi si tenta piano piano, giorno per giorno, di instaurare una relazione di fiducia con loro e piano piano di lavorare, di trovare uno stile di vita, un modello di vita che possa dare a loro un futuro e anche una certa autonomia, piano piano, insomma, negli anni. La rete Centro per la Famiglia della Congregazione delle Piccole Suore della Sacra Famiglia di Cerea, all'interno delle 4 attività, l'Ancora, la Bussola, la Vela e il Faro, all'anno assiste complessivamente 500 casi. Per una mole così rilevante di interventi e per la complessità dei servizi offerti alla comunità, servono anche dei volontari che inevitabilmente vengono coinvolti dalle varie attività. Diciamo che l'imprinting, questo è un consultorio cattolico, quindi il fatto di essere un cattolico mi consente di partecipare ad esempio all'equipe degli psicologi ed esprimere anch'io dei giudizi che spero siano tarati alla buona, da buon cristiano, insomma. E partecipo anche ad altre attività, per esempio c'è un sistema tecnologico di ripresa per fare per mandare al giudice l'incidente probatorio, c'è della tecnologia da usare, quindi mio malgrado assisto a certe cose che insomma sono estremamente riservate, delicate eccetera, e di conseguenza sono coinvolto nel lavoro generale di questa attività. In questo breve servizio abbiamo presentato a volo d'uccello l'opera del Centro per la Famiglia, l'Ancora di Cerea, una realtà tutta veneta che, come per il sostegno di disabili e disadattati, le istituzioni religiose intervengono in prima linea anche per contribuire al superamento dei mali che minano il significato e il valore della famiglia, entità sociale, educativa, culturale e morale insostituibile per l'uomo, per la comunità e per i figli. Rientriamo in studio e volevo anche capire se poi alla fine questi centri per la famiglia sono anche un po' un campanello di allarme per quelle che sono le problematiche relative alla famiglia, nel senso che potete avere anche un po' un quadro della situazione anche grazie a questi centri. Ma, lo diventeranno sicuramente, perché questo è un luogo dove la famiglia può trovare anche riparo, può trovare una risposta, può trovare un momento di riflessione, un luogo dove è anche di fiducia, di riacquisto di fiducia. Io credo molto nell'associazionismo familiare, noi dobbiamo veramente lavorare perché la nostra società superi ormai quell'individualismo che si sta sempre più consolidando, sta incrostando un po' quelle che è anche le nostre sensibilità. E dobbiamo lavorare perché creare una società che invece che dividere unisca, e questa è la grande sfida anche del welfare, è una grande sfida perché oggigiorno lo stesso numero di famiglie aumenta come numero, perché diminuisce come componenti. Noi abbiamo bisogno invece di ricreare quella comunità all'interno della famiglia e tra famiglie sulla quale possiamo costruire una società che può garantire un maggior benessere, ma non tanto economico, ma soprattutto relazionale e affettivo. Questo è importante, quindi ci dovremo aspettare magari in futuro altri centri per la famiglia, dottoressa Fiore, speriamo bene. Ma intanto dovremo fare appunto un'attività di verifica e di monitoraggio dei risultati rispetto ai centri che sono stati appunto promossi a livello regionale, e quindi dopo vedremo in base ai risultati, ecco. Quindi perché insomma è un centro molto importante dove la famiglia nella stessa sede, nella stessa struttura, quindi senza dover fare giri, cioè nel territorio eccetera, può trovare servizi diversi, sia in termini promozionali del benessere eccetera, che in termini appunto protettivi, come abbiamo visto. Cioè, quindi, però la logica è quella proprio di sostenere la famiglia nel suo ciclo di vita normale, e quindi tutte le attività devono essere indirizzate a questo, insomma al sostegno della genitorialità e della neogenitorialità. Benissimo, allora io vi ringrazio per l'intervento e per quello che naturalmente sta facendo la Regione per la famiglia. Noi invece con la famiglia, con Veneto la famiglia di casa, ci rivediamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre si parlerà di famiglia, anzi si parlerà della conciliazione del lavoro e della famiglia, argomento decisamente importante. Grazie dell'attenzione e buona serata.